facciamo un po' di chiarezza sulle regole introdotte dal nuovo accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, relative ai soggetti formatori autorizzati a erogare la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Innanzitutto, a scanso di dubbi, invero molto frequenti, voglio sottolineare che soggetto formatore e docente sono due figure distinte, anche se spesso vengono confuse, generando malintesi. In passato la normativa non sempre chiariva bene le caratteristiche e i requisiti di queste due figure, lasciando alcune lacune interpretative. Il soggetto formatore è il soggetto abilitato e riconosciuto incaricato di gestire l'intero processo formativo, dalla progettazione iniziale alla consegna di attestati alla fine. Il suo ruolo è fondamentale per assicurare che ogni corso rispetti pienamente le normative vigenti e gli standard richiesti, offrendo così una formazione con validità giuridica. Il formatore o docente è invece il professionista che eroga direttamente la formazione in aula o sul campo, ma anche in e-learning. Deve possedere competenze specifiche e un'adeguata esperienza in materia di sicurezza sul lavoro per trasferire ai partecipanti le nozioni teoriche e pratiche necessarie. Secondo il nuovo accordo sulla formazione e sulla sicurezza, i soggetti formatori che possono erogare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono gli enti di formazione accreditati dalle regioni, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, i fondi interprofessionali di settore e gli organismi paritetici, nonché gli ordini professionali e altri soggetti istituzionali elencati specificatamente nel nuovo accordo. Va precisato che, rispetto a quanto previsto nel precedente accordo del 2011, oggi la formazione dei lavoratori, dei preposti e dirigenti deve essere organizzata solo ed esclusivamente da uno dei soggetti formatori che ho appena elencato. C'è però un'eccezione. Il datore di lavoro, infatti, può organizzare la formazione in materia di sicurezza verso e solo verso i propri lavoratori, preposti e dirigenti, senza ricorrere ad un soggetto formatore tra quelli precedentemente elencati. Attenzione però, tale eccezione, come ho detto, vale solo ed esclusivamente per la formazione erogata da un datore di lavoro verso i propri dipendenti e solo per i corsi, lavoratori, preposti e dirigenti. Per approfondire le altre novità introdotte dal nuovo accordo sulla formazione e sulla sicurezza, oltre a seguire i nostri seminari gratuiti disponibili sul sito di Vega Formazione, guarda le altre pillole video disponibili nei nostri canali social.